Quello che è avvilente è comprendere che c'è la percezione da parte di qualcuno che il voucher sia qualcosa di paragonabile al caporalato, e non è così. Hanno fatto una tempesta in un bicchiere d'acqua, perché se voi considerate che il peso dei voucher sul monte ore lavorate in Italia è dello 0,6%, stiamo veramente parlando di un'inezia. Le associazioni di categoria del turismo applaudono all'unisono al ritorno dei voucher annunciato dopo alcune resistenze dal ministro del lavoro Luigi Di Maio. L'abolizione di questi strumenti, sostiene il presidente veneto di Confturismo Marco Michielli, aveva messo in gravissime difficoltà un intero settore a fronte di qualche furbetto che era stato comunque tagliato fuori dall'ultima formulazione della legge. Una gran confusione a cui il governo ha posto giustamente rimedio. Voi pensate ai chioschi in spiaggia che se c'è il sole aprono, se non c'è il sole non aprono. Voi pensate ai piccoli ristoranti che durante la settimana fanno 10 coperte a malapena, il sabato e la domenica hanno 150 persone di un matrimonio, hanno messo in difficoltà tutto questo settore. Mi lasci dire anche che hanno ributtato nel nero situazioni che grazie ai voucher erano state invece sbiancate completamente. Per migliaia di piccole aziende, valuta Michielli, il ritorno al nero sarebbe stato fisiologico dopo l'introduzione delle nuove limitazioni del cosiddetto decreto dignità. I voucher sono una delle forme di semplificazione di cui le imprese italiane hanno un disperato bisogno. Chiamarle Pippo, voucher o in un altro modo, l'importante è che vengano dati alle aziende degli strumenti snelli. Perché i voucher hanno funzionato dal punto di vista dell'azienda? Perché erano facili da gestire. Compravi il pacchetto dei voucher, lo registravi in elettronico al momento dell'ingresso del lavoratore, arrivederci, grazie, il lavoratore prendeva il voucher, andava al tabacchino e prendeva i soldi. Questa è semplificazione positiva a mio modo di vedere.